Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le notizie principali. Inchiesta sull'incidente al petrolchimico di Priolo. A TG Sicilia parla la procuratrice capo di Siracusa. Stiamo verificando cos'è accaduto, perché è accaduto e soprattutto che effetti ha avuto. Maltempo, temporali e forte vento sulla costa ionica, una violenta grandinata ad Aci Sant'Antonio dove sono crollate le luminarie. A Santa Teresa nel Messinese un tendone è volato sulle auto in transito sul lungomare. La Dea Bendata bacia 2 volte la città di Vittoria. Sono stati vinti in 2 distinti bar a pochi giorni di distanza, rispettivamente 1 e 2 milioni di euro con 2 biglietti gratta e vinci fortunati. Catania, al TG Sicilia parla Mattias, il turista francese di 48 anni travolto e ferito da uno scooter dopo uno scippo in centro storico. Ho temuto di perdere un piede, ma appena mi sarò ripreso tornerò. A Palermo sit-in per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna minacciata dalla mafia. Un attestato di solidarietà promosso da diverse associazioni. E nel capoluogo di regione allarma delinquenza minorile. Le baby gang spadroneggiano con vandalismi, furti e rapine, mentre Cosa Nostra continua a fare affari milionari con il traffico di droga. E poi il calcio, dopo il Benevento il Catania punta la Juventus Next Gen. Per il centrocampista rossazzurro Lunetta la squadra farà una grande stagione. Bentrovati dunque dopo l'incidente nel polo petrolchimico di Priolo. Parla al nostro TG la procuratrice capo di Siracusa. Ci sorprendiamo come non si parli di questa realtà e di questi problemi. Francesco Aloi. Stiamo verificando cosa è accaduto, perché è accaduto e soprattutto che effetti ha avuto. Tante domande a cui si cercano delle risposte. Sulla scrivania della procuratrice capo di Siracusa da qualche giorno c'è anche il fascicolo su quanto è accaduto a Priolo. Era la mattina del 26 agosto, quando nelle aree limitrofe è ricaduta una sorta di pioggia oleosa. Tutto sarebbe partito dall'impianto U100 Topping ISAB Sud, oggi sequestrato. Però qualcuno si chiede com'è possibile che un impianto sequestrato continui ad essere operativo. Questa è un'esigenza tecnica. Ci hanno spiegato da parte dell'impianto che se avessimo bloccato del tutto l'attività avrebbero dovuto mandare in torcia tutto il combustibile che avevano in pancia sostanzialmente, cosa che era impossibile perché avremmo creato un danno all'ambiente noi stessi. L'impianto quindi è operativo ma sempre monitorato. Subito dopo l'incidente, che ISAB ha definito sfiaccolamento imprevisto, ARPA ha effettuato i primi campionamenti che saranno ripetuti anche nelle prossime ore. Ma per avere un quadro completo servirà ancora del tempo. L'ipotesi di reato al momento non è quella di disastro ambientale, però si potrebbe andare su quella strada. Dipenderà dall'esito degli accertamenti, perché stiamo perimetrando l'area che è stata interessata dal fenomeno e soprattutto il tipo di interessamento, perché ci sono delle culture, ci sono dei terreni nei chilometri nei quali si è diffusa questa sorta di pioggia oleosa. E proprio per questo chi abita nella zona aspetta con ansia di sapere cosa è realmente accaduto. La paura è tanta. Il maltempo arriva in Sicilia, temporale e forte vento nei paesi etnei e sulla costa ionica messinese. Grandinata ad Aci Sant'Antonio, crollano le luminarie. A Santa Teresa un tendone è volato sulle auto in transito sul lungomare. Francesco Triolo. Una violenta ed improvvisa bomba d'acqua si è riversata nel pomeriggio su tutta la costa orientale della Sicilia. Un temporale accompagnato da forti raffiche di vento si è registrato nel primo pomeriggio nei paesi etnei e nella Cese. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per danni causati dall'acqua. Ad Aci Sant'Antonio a causa del vento sono crollate numerose luminarie, circa 10 gli interventi di soccorso. I comuni più colpiti sono Aci Sant'Antonio, Pedara, Trecastagni, Nicolosi e Acireale. A Riposto il nucleo sommozzatori è intervenuto per soccorrere un automobilista rimasto in panne sotto un cavalcavia allagato. Maltempo intenso anche sulla zona ionica della provincia di Messina, vento e pioggia hanno battuto i comuni di Roccalumera, Furci, Santa Teresa e Sant'Alessio e dell'Interland, provocando anche dei danni
Sul lungomare di Santa Teresa un tendone è volato via e ha occupato la sede stradale andando a colpire alcune auto in transito, diversi gli smottamenti sulle strade provinciali. Anche il Consorzio Autostrada ha diramato un comunicato per invitare l'utenza a procedere con prudenza sulla A18 all'altezza di Roccalumera. Secondo le previsioni 3B Meteo, il maltempo dovrebbe affievolirsi, le temperature massime nei prossimi giorni raggiungeranno ancora i 32-35 gradi. Il calo si avvertirà all'inizio della prossima settimana con diminuzioni fino a 6-8 gradi e anche le tanto odiate notti tropicali potranno finalmente essere archiviate. Non una, ma 2 vincite milionarie nella stessa città. A Vittoria un gratta e vinci fortunato da 1 milione di euro e uno da 2 milioni. Veronica Barbarino. La dea bendata bacia 2 volte la città di Vittoria. Sono stati vinti in 2 distinti bar a pochi giorni di distanza, rispettivamente 1 e 2 milioni di euro, con 2 biglietti gratta e vinci fortunati, 100 per e 50 per. La notizia è stata data ai titolari direttamente dai Monopoli di Stato. Il biglietto da 1 milione di euro, scambiato il 28 agosto scorso, è stato acquistato alla stazione di servizio Kuwait di Maria Eliana Busacca. Siamo contenti di questa vincita, speriamo bene per il vincitore. Non abbiamo idea di chi abbia vinto il milione di euro con il 100 per, però ecco, ne siamo felici e speriamo bene, speriamo che aiuti qualcuno che abbia bisogno, insomma. Stessa storia anche per il bar nella stazione di servizio sulla strada per Santa Croce Camerina, al chilometro 1. Entrambi i bar sono frequentati non soltanto da vittoriesi, ma anche da tantissime persone di passaggio. Sarà quindi molto complicato risalire ai fortunati vincitori. E parla in esclusiva al nostro telegiornale Mattias, il turista francese di 48 anni travolto e ferito da uno scooter dopo uno scippo in pieno centro storico a Catania. L'intervista di Luca Ciliberti. Sì, aveva paura ovviamente di perdere il piede perché si è trovato l'osso di fuori, quindi è rimasto molto spaventato con una grande scarica di adrenalina. Parla per la prima volta Mattias, 48 anni, il turista franco-svizzero travolto venerdì scorso a pochi passi da Piazza Stesicoro da 2 rapinatori in fuga a bordo di uno scooter che poco prima avevano scippato una ragazza. Nell'incidente sarebbe coinvolto anche un altro scooter. Lui ricorda che stava camminando per strada quando a un certo punto ha sentito una moto accelerare ed è stato colpito, poi ricorda di essersi trovato al suolo cercando di raggiungere il marciapiede e ha visto un altro uomo, probabilmente su un altro motorino, che picchiavano colui che aveva effettuato l'incidente e ha dovuto aspettare al suolo poi che arrivasse l'ambulanza. L'uomo è rimasto a terra, sempre vigile, in attesa dei soccorsi, mentre tra gli occupanti dei 2 scooter sarebbe nata una rissa. Sono stato solo sfortunato. Mattias era appena arrivato a Catania, ma giura che non appena si sarà ristabilito vorrà ritornare in città. Spera di ritornare qua con la sua gamba funzionante al 100%, se non di più, perché vuole fare escursioni, che è quello che ama, che gli piace fare, e spera di poter provare anche il nostro cibo, che sfortunatamente non ho potuto provare, avendo avuto soltanto esperienza col cibo ospedaliero, che non è il massimo, ma... Per i medici del reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro di Catania, che lo hanno in cura, i tempi di ripresa sono ancora lunghi per la complessità delle fratture riportate. Attualmente è fuori pericolo e dovrà fare un intervento definitivo che consisterà nel togliere il fissatore esterno ed applicare un chiodo per consentire al paziente di ritornare a casa, visto che lui abita in Svizzera, è un francese che abita in Svizzera e ha espresso il desiderio di ultimare le cure con noi, vuol dire che gli abbiamo ispirato fiducia. Ed ora vi mostriamo le condizioni di assoluto degrado di uno dei monumenti più belli di Catania, la fontana di Proserpina, realizzata nel 1904. Ricorre il 120° anniversario dalla sua realizzazione, ma c'è ben poco da festeggiare. Al posto dell'acqua, rifiuti di ogni genere. Tonino De Mana. Il 30 ottobre 2023 era balzata agli onori della cronaca perché un'auto era finita dentro. Oggi a finirci dentro e a restarci da giorni sono rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie al cartone, passando anche per un grosso vaso in ceramica. Nell'anno in cui ricorre il 120° anniversario dalla sua realizzazione, la fontana del Ratto di Proserpina è ostaggio dell'inciviltà e dell'indifferenza anche di chi dovrebbe tutelare un monumento di pregio, declassato ormai ad un'enorme vasca per riversare spazzatura. Niente
zampilli e giochi d'acqua, solo ristagni maleodoranti che richiamano insetti di ogni tipo. Dentro e attorno soltanto rifiuti, lattine, bottiglie di vetro e cartoni, giacigli di fortuna per senza tetto. Da queste parti, nonostante la vicinanza alla stazione centrale di Catania, non esistono controlli, come conferma questo addetto alla ristorazione. È brutto adesso, guarda, adesso prima troppo bello, noi c'è gente. Troppo sporco, adesso noi non c'è gente, perché c'è tante litigare qua, c'è tanti, non lo so che paese. Quindi diciamo i clienti scappano? Certo, perché loro paura. La fontana rappresenta il drammatico momento del rapimento di Proserpina da parte di Ade, un tema mitologico legato alla storia antica della Sicilia. Nonostante tutto, qualcuno ancora la fotografa per la sua bellezza. Altri turisti, invece, la osservano indignati. Io sono un ligure. Vengo qua e trovo uno schifo unico, lo dico chiaramente, anche siamo alla Sicilia. È un degrado. Io ho fatto l'università qui e non era così. Ho dei ricordi molto più belli. Un segnale di speranza ed una lezione di civiltà arriva da questo ragazzo originario del Bangladesh. Hai visto un monopattino a terra e lo hai alzato? Sì, perché costa gentilmente, costa qualcosa da cadere, devo salire. Per legge questo, per noi Bangladesh. Davvero complimenti. Grazie, ciao. 40 gli ettari di macchia mediterranea inceneriti dall'incendio sul monte Erice. Sulla matrice dolosa del rogo pare non ci siano dubbi. Vigili del fuoco, protezione civile, forestale assistiti da un elicottero del Corpo Forestale hanno dovuto lavorare per ore per spegnere le fiamme alimentate da un forte vento di scirocco. Diversi gli incendi anche nel palermitano, per la gran parte di natura dolosa. A Palermo organizzato un sit-in per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna, minacciata dalla mafia. Un attestato di solidarietà promosso dall'associazione La Casa di Giulio e da altre che hanno aderito. Siamo con te, procuratrice, non mollare. Il messaggio di avvocati e liberi cittadini. Marco Gullà. Siamo con te. È il messaggio che associazioni, avvocati e liberi cittadini hanno voluto esprimere nei confronti della procuratrice dei minori di Palermo Claudia Caramanna, che ha recentemente ricevuto intimidazioni legate alla sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e di tutela dei minori figli di criminali. Un sit-in di solidarietà davanti il Tribunale dei minori, tra le associazioni che hanno aderito anche la Casa di Giulio, con Francesco Zavatteri, padre del ragazzo ucciso da un'overdose di crack all'età di 19 anni. Basta il crack, basta lo spaccio di morte ai nostri figli, e che sostiene e dà un attestato di grande stima alla dottoressa Caramanna, che ha fatto un lavoro e continuerà a fare un lavoro prezioso per la nostra città e per salvare i minorenni dal disastro della tossicodipendenza. La procuratrice Caramanna ha ricevuto minacce, in particolare per l'inchiesta che l'ha portata a chiedere una cinquantina di provvedimenti dopo un'operazione antidroga nel quartiere Sperone di Palermo, che ha documentato il coinvolgimento di minori nelle attività illegali degli adulti. Nuove generazioni, o interveniamo adesso per salvarle da un destino già segnato, oppure domani ci troveremo i nuovi mafiosi ancora più agguerriti e ancora più convinti dei loro stessi padri. Quindi non facciamo l'errore che già abbiamo fatto tante volte, cioè di trascurare i figli dei mafiosi. Chiaramente vedete c'è tanta folla, quindi sono tanti presenti, perché è una testimonianza importante di solidarietà, di rispetto per un lavoro che non inizia né ieri né oggi, ma da tanto tempo, e quando lavori bene i risultati ci sono. È chiaro che puoi dare fastidio a qualcuno, ma noi siamo qui per dire che tutto questo va continuato, perché è un lavoro di eccellenza per la popolazione, per Palermo e per i giovani di Palermo, quindi forza. E a Palermo è allarme delinquenza minorile, violenza di strada, furti e rapine. Le baby gang la fanno da padrone, mentre Cosa Nostra continua a fare affari con i traffici di droga. Per l'arcivescovo Lorefice, Palermo è una città violenta, avvelenata dalla droga. Maglio Viola.
Cala la notte, cominciano i furti e le rapine. Saracinesche divelte, vetrine spaccate, passanti aggrediti per rubare il telefonino, autovetture rubate a ritmo di 4 o 5 per ogni notte. E come se non bastasse c'è anche il vandalismo, una decina di scuole danneggiate proprio negli ultimi giorni, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico. Palermo è fuori controllo e non c'è più neanche la mafia di una volta in grado di controllare la microcriminalità dietro al pagamento dell'odioso pizzo. Non c'è perché danni, furti e rapine sono figlie delle baby gang. Sono almeno 3 quelle che la polizia e i carabinieri stanno cercando, sarebbero composte da giovanissimi fra i 14 e i 17 anni, ma non sono organizzate come avveniva nell'America degli anni 70, bande improvvisate che si compongono e si scompongono, le stesse che danno poi vita in più di un'occasione alle risse di strada. Molti sono i giovani che delinquono per colpa del crack, ma molti altri lo fanno per noia, per adrenalina. A Palermo più che al nord, o almeno arresti, fermi e denunce di minori qui sono il 5% in più rispetto ad esempio a Milano. Ma mentre tutto questo avviene, la mafia continua a fare i suoi di affari senza più curarsi del territorio se non per sfruttarlo. Lo denuncia anche l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che fra l'anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giorno dedicato a Santa Rosalia parla di Cosa Nostra e della sua sfrontatezza, di boss che oggi si sentono come Dio, un Dio mafioso che ha un copione preciso: mi faccio vedere quando voglio, ci sono e non ci sono, ho le chiavi del regno. Caro scuola stangata per tante famiglie. A Palermo, nel quartiere di Ballarò, l'appello del parroco. Molte famiglie non potranno comprare libri e corredo scolastico per i propri figli. Lo abbiamo incontrato. Marco Gullà. Molte famiglie hanno difficoltà ad acquistare libri e corredo scolastico, soprattutto nel quartiere di Ballarò. L'allarme lo lancia Don Enzo Volpe, punto di riferimento del quartiere. Lo vediamo all'opera, nel suo centro aggregativo. Qui, assieme ad altri collaboratori, prova ad aiutare tutte le famiglie disagiate di Ballarò, e non sono poche. Intanto la difficoltà di molte famiglie è legata chiaramente a un alzamento di prezzi rispetto del materiale che dovrebbe essere di consumo ordinario. Parliamo proprio degli zaini, dei quaderni, delle penne, del materiale che serve proprio ai ragazzini, fin dalla scuola materna, direi, elementare, e poi anche alla scuola media, per poter esprimersi anche nella loro creatività. Prezzi che aumentano soprattutto per quanto riguarda zaini e diari, e a pochissimi giorni dall'inizio della scuola le difficoltà per tante famiglie sono davvero tante. Non ce la fanno e su questo ci sarebbe veramente da fare una riflessione. Il materiale scolastico è un elemento di inclusione. Avere uno zaino del supereroe piuttosto che della supereroina o un diario che magari può essere gradito ai ragazzini è un segno di inclusione. Purtroppo qui i prezzi salgono perché è un po' il mercato capisce che c'è una grande richiesta. Aiutare il prossimo, questo è il messaggio che il prete di Ballarò vuole mandare. Proprio una ragazzina, alcuni mesi fa, di una famiglia un po' più bisognosa, si è resa conto che aveva del materiale scolastico in più, che comunque le era stato regalato, che ha voluto lasciare proprio qui a casa Ancora con questa intenzione: può servire a qualcuno che ha bisogno. Un operaio di 57 anni è morto in un cantiere edile nel quartiere palermitano dello Zen mentre era al lavoro a Villa Raffo. Dai primi accertamenti del medico legale pare che l'uomo abbia avuto un arresto cardiaco. E cambiamo argomento. Un barchino identico a quello naufragato ieri a 10 miglia da Lampedusa era stato segnalato in difficoltà 3 giorni fa da Seabird, l'aereo da ricognizione di Sea-Watch. Nessuno è intervenuto. Se questa corrispondenza fosse confermata saremmo di fronte a un grave caso di omissione di soccorso. 21 persone sono tuttora disperse. Lo scrive la ONG Sea-Watch, che chiede al governo italiano e alle autorità europee di indagare su questo naufragio. A Castelvetrano è morta a 88 anni la madre di Matteo Messina Denaro, Lorenza Sant'Angelo, portando con sé i segreti della sua sanguinaria famiglia mafiosa. E proprio oggi al Festival del Cinema di Venezia è in scena Iddu, l'ultimo padrino, il film sul boss di Cosa Nostra morto in carcere un anno fa. È interpretato da Elio Germano. Veronica Barbarino. Dicono che la felicità per i buoni c'è.
ma che lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi. Terzultima giornata dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Arriva al Lido il quinto e ultimo film italiano in concorso, Iddu, l'ultimo padrino, di Fabio Grazzadonia e Antonio Piazza. Il film, nato dalla lettura dei numerosi pizzini ritrovati nel corso della lunga latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, vede l'attore Elio Germano nei panni del boss, in scena con Tony Servillo. Liberamente ispirato a fatti accaduti, racconta il rapporto tra il boss in latitanza e il politico Catello, che dopo alcuni anni in prigione per mafia, uscito di galera a seguito della richiesta dei servizi segreti italiani di catturare il suo figlioccio Matteo, dà vita a uno scambio epistolare con il latitante, cogliendo così l'occasione per rimettersi in gioco. La realtà è un punto di partenza, non una destinazione, dicono i registi, recitato sia in italiano che in dialetto siciliano, nel cast anche Daniela Marra, Barbara Bobulova, Giuseppe Tantillo. Le musiche sono di Colapesce. Il film uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre. Scrivo. E adesso una pausa, tra poco la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio. Sabato a Biella il Catania giocherà contro la Juventus Next Gen. Rossazzurri che anche in Piemonte faranno affidamento sulla solidità emersa nelle prime partite, ma anche sulla duttilità di alcuni suoi interpreti come Lunetta, che dice faremo una grande stagione. Marco Carli. Juventus Catania, storia antica. È ovvio che parliamo di due squadre diverse. La Next Gen è la squadra B, ma l'idea del rosso-azzurro contro il bianconero fa inevitabilmente tornare alla mente i ricordi del passato, come quando Isco segnò il gol del famoso 1-2 in casa della Juve. Altri tempi e, come detto, altra squadra. Il presente parla della Juventus Next Gen e del nuovo Catania. Entrambe escono con maggiori convinzioni dall'ultima partita di campionato. I bianconeri per via della rimonta di Caserta da 0-2 a 3-2 a proprio vantaggio. Il Catania grazie al successo col Benevento, condito pure da una ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Certo, oltre alla casertana, di partite sull'altalena la Juve ne ha vissute due. Anche la prima gara, persa col Cirignola, racconta di una squadra capace di far male, ma non irreprensibile dietro. 6 reti subite nelle prime due. Siamo agli inizi ed è forse troppo presto per le statistiche, ma è chiaro che il Catania fa invece dell'organizzazione e della solidità un suo punto forte, al di là della porta finora inviolata in campionato. Giocatori capaci di darsi una mano e anche duttili, come ha dimostrato Lunetta col Benevento. Sono un giocatore duttile che può ricoprire tanti ruoli, mi metto sempre a disposizione e il mister appunto mi aveva provato lì già la settimana prima e mi trovavo bene, non ho nessun problema a fare quel ruolo, quindi mi sono divertito. Abbiamo fatto insomma una bella partita tutti noi insieme, anche di grande sacrificio, soprattutto il secondo tempo, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata. Acque non proprio serene a Messina e Trapani. Granata sono alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Intanto contro il Crotone andrà in panchina Aronica. A Messina si cercano rinforzi tra gli svincolati, ma continua la protesta dei tifosi contro la proprietà. Francesco Triolo. Contro il Crotone sulla panchina del Trapani siederà Totò Aronica, l'ex di Messina, Reggina e Napoli e adesso allenatore della formazione primavera, è stato chiamato a traghettare i Granata dall'esonerato Alfio Torrisi al nuovo allenatore, per il quale è in corso un autentico casting. Il presidente Antonini ha parlato con diversi tecnici dopo essersi concentrato all'inizio su Massimo Oddo. C'è una trattativa aperta con Fabio Liverani, reduce da un'esperienza sfortunata con la Salernitana ed il doppio salto di categoria dalla Serie C alla Serie A con il Lecce. I Granati inoltre stanno tentando di riavvicinarsi ad Attilio Tesser, le cui pretese economiche però appaiono elevate. L'ultima ipotesi è quella di Cristian Brocchi. Entro lunedì comunque dovrebbe arrivare la scelta. Intanto la squadra è stata affidata temporaneamente a Salvatore Aronica, che sabato guiderà i Granata nel match contro il Crotone, giocandosi anche le sue opportunità di una possibile riconferma sulla panchina granata. A Messina, oltre che sul campionato, dove i giallorossi incontreranno sabato sera il Taranto al Francoscoglio, si guarda anche al mercato. Il club sta cercando tra gli svincolati. Aggregati ci sono il 24enne olandese Bradley Van Euven e l'attaccante Stefano Beltrame, ma la scelta potrebbe ricadere solo sul primo. Modica contro il Taranto recupera Manette e potrebbe far giocare dall'inizio Petrucci. Intanto prosegue la protesta contro la proprietà dei tifosi giallorossi, che non saranno nemmeno stavolta sui gradini del Francoscoglio. E per questa edizione del nostro TG è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.